I finanzieri bussano alla porta degli uffici amministrativi di Girgenti Acque per acquisire e controllare la documentazione relativa alle centinaia di assunzioni fatte dal 2008 ad oggi. E questo perché la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per verificare se in qualche modo le assunzioni fatte dalla società che in provincia gestisce il servizio idrico integrato sono viziate da atti illegittimi e da procedure che violano le leggi. Tutto parte da due conferenze stampa avvenute nel luglio scorso. La prima convocata dall'ex presidente della provincia regionale e del lato idrico Eugenio Dorsi, che durante quell'incontro ha dichiarato: «È vero che mio figlio è stato assunto da Girgenti Acque, ma non perché è figlio dell'ex presidente della provincia, è tutto merito suo se è riuscito ad avere un posto di lavoro». La seconda conferenza stampa è quella in cui il sindaco di Agrigento Marco Zambuto presenta un ricorso fatto al presidente della regione Crocetta contro l'aumento delle tariffe idriche nell'Agrigentino e per chiedere la sostituzione del commissario straordinario del lato idrico di Agrigento, in quel momento ancora Eugenio Dorsi, poi rimosso dalla regione perché non più presidente della provincia. Ed adesso è arrivata l'indagine che è coordinata dal sostituto procuratore Brunella Sardoni e condotta dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento agli ordini del comandante Massimo Sobà e del tenente colonnello Antonio Cecere, responsabile del nucleo di polizia tributaria.